Buongiorno TG Padova e ben ritrovati. È iniziata ufficialmente la 95esima adunata nazionale degli alpini, tornata a Vicenza dopo 33 anni. Ora guardiamo insieme il racconto della giornata di ieri. Si è aperta così la 95esima adunata nazionale degli alpini, la solenne cerimonia dell'alzabandiera da Piazza dei Signori, emozione condensata nel cuore della città più alpina d'Italia, stretta ad intonare le note dell'inno nazionale. Per onorare i caduti, la cerimonia è avvenuta in collegamento con i 4 sacrari della provincia e con una postazione sul Monte Ortigara. Emozioni come sempre, ecco, anche se sono cerimonie che noi ripetiamo da sempre, l'alzabandiera, quindi l'onore alla nostra patria, alla nostra identità, l'onore e il saluto ai nostri caduti, coloro che hanno sacrificato la vita per la nostra patria e per la nostra realtà. Ecco, credo siano quei momenti che fanno quello che i nostri veci hanno voluto mettere sulla colonna mozza dell'Ortigara, per non dimenticare. Adunata che richiamerà oltre 400.000 persone, che è attesa da 33 anni per Vicenza, unica città d'Italia che detiene la propria bandiera decorata con 2 medaglie d'oro al valor militare. La bandiera di Vicenza è una bandiera straordinaria, nel senso che è l'unica del nostro paese con 2 medaglie d'oro. La medaglia d'oro chiaramente per la battaglia legata al Risorgimento e la medaglia della Resistenza, quindi è una delle più prestigiose a livello nazionale e la piazza ha voluto rendere onore in maniera speciale alla nostra bandiera. Ebbi modo proprio nei preparativi di questa 3 giorni di adunata di affermare che scriviamo una pagina della storia di Vicenza. Beh, così sicuramente sarà, ecco, l'affluenza anche dei cittadini sta a testimoniare uno quanto siano ben amati gli alpini, in secondo luogo quanto la partecipazione del tessuto sociale è partecipativo e quindi è molto vicino non solo alla città ma a tutto il mondo alpino. E tra gli alpini presenti alla adunata di Vicenza non mancherà il parroco della Basilica di Santa Giustina. Questo è il cappello con il quale io ho fatto il servizio di leva tra il novembre del 93 e l'ottobre del 94. Io vengo da Feltre, città storicamente alpina perché è sede del Settimo. Io però ho prestato servizio a Santo Stefano di Cadore nel 68esimo Val Cismon, quindi il cappello alpino rappresenta una parte importante anche della mia vita. Mostra con orgoglio il suo cappello alpino. Ci sarà anche padre Federico Lauretta a Vicenza per la 95esima adunata alpina. Padre Lauretta è parroco della Basilica di Santa Giustina, ma anche cappellano militare della sezione ANA di Padova, una vocazione la sua nata sotto le armi. Devo dire che anche la mia vocazione è nata proprio durante il servizio militare, perché sono andato a fare il pellegrinaggio militare a Lourdes come alpino e lì praticamente ho sentito un po' anche la chiamata, ecco, a cambiare un po' vita. Ecco, quindi insomma diciamo che è stata proprio lo spirito alpino a farle, tra virgolette, a farla incappare nella tonaca. Sì, possiamo dire di sì, insomma, l'esperienza di Lourdes è stata sicuramente un passaggio fondamentale poi per la mia scelta di vita. E giunto a Padova, dopo alcuni anni, ho conosciuto la sezione alpini di Padova e quindi mi sono iscritto qui all'ANA, qui a Padova. L'alpinità ha molte declinazioni, anche quella religiosa. Sì, purtroppo c'è sempre un po' questa visione un po' iconico-romantica dell'Alpin col Vin, ma in realtà l'Associazione Nazionale Alpini è una delle associazioni di volontariato che insomma, è nota. Abbiamo il Libro Verde dove si parla di ore di volontariato e gli alpini sono sempre vicini alle persone che soffrono, pensiamo alle varie calamità naturali, ma anche nella quotidianità. I nostri gruppi sono presenti sul territorio, il banco alimentare, la raccolta alimentare, l'aiuto anche alle persone più fragili, agli anziani. In realtà i gruppi alpini fanno tanta solidarietà e la fanno però in stile alpino, con i nostri scarponi silenziosi ma concreti ed efficaci. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare del 31enne ucciso con una coltellata dal vicino di casa 2 settimane fa a Villafranca Padovana, questa mattina ai funerali.
È il sorriso di Michael Boschetto, il cappello di paglia calzato in testa, la felicità dipinta sul volto baciato dal sole e la scritta Piccolo Bosche, cappello di paglia, viaggia verso il grande blu ad accogliere la famiglia e gli amici nel lungo giorno dell'ultimo saluto. L'affetto verso il 31enne ucciso da Giacomo Friso 2 sabati fa, all'alba, con una coltellata al fianco al termine di una violenta lite scoppiata tra i due, traspare tutto dai 2 cartelloni che vegliano tutta la celebrazione funebre. In quello rosso le foto di Michael si susseguono, nella scritta "Starai giocando a briscola con i tuoi cari", una delle passioni del giovane. È troppo piccola la chiesa parrocchiale di Taggi di Sopra per contenere la famiglia e gli amici del 31enne. Tanti aspettano l'uscita del feretro sul sagrato. La bara coperta di rose blu e gialle, di margherite bianche, a Michael, ai suoi genitori, alla fidanzata Blen, le parole di conforto di Don Francesco Frigo, parroco dell'unità pastorale di Villafranca Padovana. Nessuno è sbagliato, ricorda il sacerdote nell'omelia. L'ultima parola per Michael sia resurrezione. Gli amici conserveranno il tuo sorriso. Vai in pace. Il silenzio e le lacrime accolgono l'uscita del feretro di Michael Boschetto dalla chiesa consacrata ai santi Cosma e Damiano. In tanti fanno una carezza sulla sua bara, in tanti si stringono alla sua famiglia. L'indagine sulla tragica morte che ha spezzato la sua giovane vita va avanti. In carcere dovrà risponderne Giacomo Friso. Dopo la cremazione, Michael Boschetto riposerà nel cimitero di Villafranca Padovana. E arrivano i primi 2 casi di febbre dengue nel Padovano. Si tratta di una coppia di San Giorgio delle Pertiche. Vive a San Giorgio delle Pertiche la coppia rientrata da un viaggio ai tropici, risultata positiva la febbre dengue. È il primo caso nel Padovano nel 2024 di questa malattia di origine virale che presenta sintomi parainfluenzali, caratterizzata da febbre alta e importanti dolori alle articolazioni. Tempestiva la diagnosi per i 2 viaggiatori, per cui non è stato necessario il ricovero. Fondamentale il contatto con il medico e l'attivazione del sistema di igiene pubblica per evitare che la malattia di importazione possa diffondersi. La nostra preoccupazione è quella per impedire che ci siano dei casi secondari, quindi della diffusione della malattia nel nostro territorio, e che chi tornasse da un paese tropicale con questa sintomatologia si rechi con fiducia dai medici curanti, in maniera che si possa fare una precisa diagnosi e intervenire anche non solo con le cure ma anche con gli interventi di sanità pubblica, perché per evitare la diffusione della malattia è importante sia creare un'area di rispetto di circa 200 metri intorno all'abitazione, in maniera che le zanzare vengano abbattute in quel perimetro, e anche per dare alcune indicazioni di adattamento locale, tipo le zanzariere, in maniera che le zanzare non possano pungere e quindi la malattia non passi anche ad altri. Nell'area di 200 metri dall'abitazione di residenza della coppia, come previsto da protocollo, è stata effettuata la disinfestazione. Una malattia di origine virale, la febbre dengue, caratterizzata da 4 virus molto simili, DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno a loro volta punto una persona infetta. Malattia conosciuta da oltre 2 secoli, la dengue è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sud-Est asiatico e Cina, India, Medio Oriente, America Latina e Centrale, Australia e di diverse zone del Pacifico. Ricordiamo per queste e per altre malattie trasmesse da zanzare di ricorrere sempre ai repellenti cutanei, cioè quegli spray, quei liquidi che allontanano le zanzare. Una forma di prevenzione fondamentale anche per altre malattie trasmesse da zanzare come il virus West Nile. E con la cronaca ci spostiamo all'Arcella. Spacca i finestrini per rubare dentro le auto in sosta, arrestato un 37enne. La telefonata al 113 è arrivata poco prima delle 6 del mattino dello scorso 3 maggio. C'è un uomo che spacca i finestrini delle auto parcheggiate in via da Gaibana per rubarle all'interno. All'Arcella si è diretta immediatamente una volante della polizia che ha individuato e fermato un 37enne di origini sudanesi, regolare in Italia, che si stava allontanando dalle auto danneggiate.
Immediata la reazione dell'uomo, che ha tentato di sottrarsi al controllo con calci e pugni, ma è stato alla fine bloccato e portato in questura. Addosso aveva un paio di occhiali da sole appena rubati, in un borsone una bottiglia di olio motore, un mini compressore, un kit di sicurezza per auto, catene da neve, altri occhiali da sole, generi alimentari. 5 in totale le auto danneggiate e depredate. Per l'uomo è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli oggetti recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. E con la cronaca ci spostiamo a Noventa Padovana, atti osceni al parco d'Aspo Urbano per un 44enne romeno. Si trovava in uno spazio aperto frequentato da famiglie e cittadini di Noventa Padovana il 44enne di origine romena, bloccato dagli agenti della polizia locale che avevano appena ricevuto la chiamata allarmata di un cittadino. Intervenuti immediatamente con la centrale mobile, hanno caricato questo soggetto che stava compiendo degli atti osceni al parco ai Carpini e l'hanno caricato portandolo nella sala interrogatoria della polizia locale, chiamando i carabinieri per la denuncia. Al parco gli agenti sono arrivati utilizzando la centrale mobile che permette alla polizia locale di muoversi con agilità su tutto il territorio. Oltre alla denuncia, il 44enne adesso rischia l'allontanamento dal comune di Noventa Padovana, dove ha appena preso residenza. Ho provveduto a chiedere al comandante di polizia locale Luca Meneghini di predisporre la documentazione per il DASPO urbano, anche se dura poco, però vogliamo dare dei segnali che da noi la tolleranza per questi atti è assolutamente zero, cioè noi non vogliamo questo tipo di persone, non sono gradite a Noventa Padovana e gli ho fatto anche capire che avrà tempo 2 mesi per andare via dal territorio di Noventa. E la città di Padova aspetta il Giro d'Italia, anche il tram si veste di rosa, guardiamo insieme il servizio. Giro d'Italia, amore infinito. Non passano certo inosservati i vagoni del tram di Padova che da oggi si sono dipinti di rosa. È conto alla rovescia per l'arrivo di tappa nel pomeriggio del 23 maggio e in città è sempre più febbre rosa. Dopo mesi e mesi di lavoro, di carte dietro la scrivania, adesso finalmente cominciamo a vedere qualcosa e cominciamo ad assaporare il gusto rosa del Giro d'Italia. È un evento che non pensavo neanch'io potesse richiamare così tanto interesse da parte di tutti. L'idea nostra è stata quella della vestizione del tram, dove per la prima volta abbiamo anche vestito gli interni, con una grafica naturalmente studiata con l'agenzia che ci fa da supporto per la comunicazione, e spero che sia anche un tipo di modello replicabile in altre circostanze. Durerà 1 mese. È giusto il tempo dell'arrivo del giro di tappa più qualche giorno accessorio. A meno di 2 settimane al via anche gli eventi di contorno come la mostra Le leggende del ciclismo, aperta tutti i giorni fino al 26 maggio al Centro Culturale Il San Gaetano. Aperto anche l'Infopoint in Piazza delle Erbe. L'arrivo della 18ª tappa Fiera di Primiero Padova sarà un arrivo in volata che si potrà vedere per più di 4 chilometri nel territorio cittadino. Noi abbiamo 4 chilometri e 400 metri nel nostro comune, a partire dalla via Piovese, quindi seguendo via Facciolati si girerà a sinistra su via Manzoni, alla fine di via Facciolati ci sarà l'ultimo chilometro, lo striscione dell'ultimo chilometro, poi si girerà per via Manzoni, poi all'ulteriore incrocio si girerà per via Cavazzana fino a quando ci sarà la volata e il traguardo sarà posizionato proprio sotto l'ex foro Boario. Voltiamo ora pagina e parliamo di economia, perché l'analisi dei flussi dei TIR lungo l'A4 conferma come il baricentro del sistema produttivo italiano si sia spostato a est. Questo è il commento di Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGIA di Mestre. Il triangolo industriale del paese è ruotato di 180 gradi. Milano rimane il fulcro, continua ad essere il cuore economico e finanziario del paese, ma gli altri 2 vertici non sono più Torino e Genova, ma Bologna e Venezia. Per numero di imprese, di lavoratori, di fatturato, di PIL, non ci sono confronti e anche i flussi di traffico dei TIR confermano il sorpasso. Insomma, il baricentrico del sistema produttivo italiano si è spostato a est, dove abbiamo un modello economico più avanzato in cui la manifattura, il terziario e la logistica tendono ad integrarsi e diventare un tutt'uno, con il Veneto che ne fa parte a pieno titolo. E ora ascoltiamo insieme dei temi discussi al Centro Congressi di Padova.
Fare rete tra professionisti ed imprese per crescere nel business creando relazioni. Di questo si è parlato al Centro Congressi di Padova per la Convention nazionale BNI, una realtà attiva in Italia dal 2003 e che ha più di 12.000 membri nel nostro paese. BNI sta per Business Network International e quello di cui ci occupiamo è di creare un contesto di collaborazione per tutti gli imprenditori e professionisti in Italia in questo caso. Cosa significa? Che spesso e volentieri da imprenditori ci troviamo a dover focalizzare la maggior parte del nostro tempo a battere la concorrenza, a difenderci da altri imprenditori e professionisti. BNI invece crea una realtà, un ambiente protetto dove professionisti e imprenditori anche di attività estremamente simili tra di loro creano un contesto di collaborazione, si supportano reciprocamente per il successo. Più di 1.200 i membri arrivati nella città del Santo da tutta Italia per incontri one-to-one, tavoli d'affari e gli speech nella grande sala Giotto del Centro Congressi. Tutto questa è una giornata che segna un record a livello europeo, perché con più di 1.200 imprenditori e professionisti di qualità oggi a Padova raggiungiamo il record europeo come più grande conferenza nazionale BNI ed è una grandissima soddisfazione per tutti noi. Un'organizzazione nata più di 40 anni fa in America e proprio dall'America era presente l'amministratore delegato Graham V. Miller che spiega come far sviluppare un nuovo modo di fare impresa. Well, my first message is congratulations. It's amazing what they're Il mio primo messaggio a chi è presente è congratulazioni. È incredibile l'energia che riceviamo in una giornata come quella di oggi. Allo stesso tempo il mio obiettivo è far pensare chi mi ascolta ancora più in grande per il proprio business, per la BNI e per le comunità in cui le persone svolgono le loro attività, perché se il loro business cresce, crescono i posti di lavoro e le opportunità per molti e crescono le famiglie che sul territorio vivono. Voltiamo pagina, siamo ad Este, masterclass di arbitraggio con Gianluca Rocchi al Teatro Farinelli. Una serata di formazione e di sport al Teatro Farinelli di Este dove è stato ospitato il numero 1 dei fischietti italiani, Gianluca Rocchi, responsabile della commissione arbitri di Serie A e B e volto noto per il pubblico calcistico. Una masterclass con Gianluca Rocchi che dopo essersi concentrato su imprevisti e probabilità, eventi a cui l'arbitro in campo è chiamato a rispondere con prontezza e precisione, con l'aiuto di diversi filmati di gare di Serie A e B ha interagito con il pubblico in sala stimolando interventi e rispondendo alle domande. L'evento è stato organizzato dalle sezioni AIA di Este e Rovigo, seduti in platea molti arbitri ed assistenti nazionali di Serie A, tra i quali il padovano Daniele Chiffi. Questo era l'ultimo servizio, da Padova è davvero tutto, grazie per averci seguito e un buon pomeriggio a tutti voi.